Diciamo che oggi saremo occupati soprattutto di energia e lo facciamo partendo da un problema che si è profilato specialmente in questi ultimi tempi, che riguarda i rigassificatori. Ogni tanto o sul fronte del petrolio o del gas spuntano fuori problemi, quasi che nel nostro paese dicono quelli che evidentemente sono, diciamo, cosiddetti conservatori, insomma, non si ha il coraggio di far partire trivellazioni o altre cose, perché insomma si contesta sempre tutto, non nel mio giardino, insomma. Però a Trieste è in atto una battaglia interessante, perché lì si vuole fare un rigassificatore, un impianto che nasce nel cuore di un'area industriale, dentro un tratto di mare chiuso e di bassa profondità, a poche centinaia di metri dalle case e da un oleodotto, insomma. Si discute moltissimo su questa cosa. Penso che possiamo partire con un primo pezzo che ha preparato per noi Maurizio Menicucci e poi con un'inchiesta vera e propria. Prego. A dividere Trieste però è il primo dei due futuri impianti, quello della Gas Natural, la società spagnola, che ancora adesso promette la bonifica del sito inquinato, energia gratis, 1500 posti di lavoro e un punto in più di PIL regionale. Oggi, giunti quasi alla posa della prima pietra, l'ex sindaco Riccardo Illy, nel 2007 grande fan del progetto, non vuole parlarne. Invitato a prendere il caffè da noi, ci fa sapere che lascia volentieri ai suoi eredi il compito di spiegare ai concittadini perché dovrebbero convivere con due termos alti 81 metri destinati a ritrasformare ogni anno 8 miliardi di metri cubi di metano liquido a meno 160 gradi in un decimo del fabbisogno italiano di gas. Un impianto progettato oltretutto senza tenere conto dell'IMO, la normativa internazionale sulla sicurezza delle attività navali. Se queste regole dell'IMO fossero applicate anche qua a Trieste, il porto di Trieste si fermerebbe, perché quando una gasiera attracca 500 metri a dritta e 500 a sinistra non ci deve essere nulla vicino. Quando scarica il gas, più o meno hanno 2 giorni, nessuna nave nel raggio tra 2 km e 2 km 750 potrebbe muoversi. Siccome di queste navi per alimentare un rigassificatore di quella portata ne dovrebbe arrivare 2 alla settimana, diciamo che 4 giorni su 7 serve un fermo porto. Allora, partiamo ragionando di energia, poi andremo anche a ragionare in Val d'Agri per parlare di trivellazioni. Partiamo dalla vicenda del porto di Trieste, il rigassificatore di Trieste. Intanto qui si solleva una questione: non è stato chiesto da parte del governo il parere dell'organismo internazionale dell'ONU che si occupa della sicurezza navale, sentivamo adesso. È già un piccolo dettaglio importante. Chiedo subito al ministro Clini, che cosa sta capitando a Trieste? Dunque, quell'impianto ha avuto una valutazione di impatto ambientale positiva nel luglio del 2009. Devo dire una valutazione di impatto ambientale che prevalentemente ha considerato in maniera non adeguata, credo, le condizioni di contesto, cioè dove sarebbe stato realizzato, quali sarebbero state le previsioni di sviluppo portuale, quali sarebbero state le previsioni del traffico portuale, cioè non è stata accompagnata la valutazione di impatto ambientale da quella procedura prevista dalle direttive europee che si chiama valutazione ambientale strategica e che naturalmente deve tener conto anche delle norme IMO, ma non solo, deve soprattutto tener conto del contesto nel quale questo impianto si colloca. Io, appena nominato ministro, ho avviato la valutazione ambientale strategica del piano regolatore del porto di Trieste, che peraltro non prevede l'impianto di rigassificazione, e anche questa è una cosa un po' strana, per non dire stravagante. Dopodiché il 10 di dicembre l'autorità portuale, anche su mia sollecitazione, ha messo nero su bianco le previsioni di sviluppo del porto, le previsioni anche di sviluppo dei traffici portuali, ma soprattutto i dati più recenti, quelli del 2011 e del 2012 del traffico portuale, che mettono in evidenza, anche sulla base delle norme dell'Organizzazione Marittima Internazionale, la possibile incompatibilità tra lo sviluppo delle attività portuali, ma anche le attività portuali esistenti, e la realizzazione dell'impianto in quel sito, in quell'area.
e siccome la valutazione di impatto ambientale non aveva considerato le alternative per la localizzazione, io ho disposto la riapertura della procedura, cioè una istruttoria integrativa per chiarire questi aspetti, tenendo anche conto che questo non è l'unico progetto di rigassificazione nell'area, perché offshore, ma sempre nel Golfo di Trieste, è previsto anche un altro impianto di rigassificazione. E come ha già osservato la Commissione europea, con la quale ho parlato dell'argomento, è un po' strano che si concentrino in una stessa area impianti così importanti senza che ci sia una valutazione complessiva dell'impatto che questi possono avere nelle attività e nell'organizzazione. Per cui la mia iniziativa non è tanto, come ha detto Gas Natural in una nota pubblica nella quale sostanzialmente ha minacciato delle ritorsioni nei miei confronti, un'iniziativa pregiudiziale nei confronti dei progetti di rigassificazione, ma è un'iniziativa che punta a riportare la valutazione del progetto nell'ambito di quelle che sono le procedure previste dalle normative europee e dalle leggi nazionali. Allora, senta, Ministro, guardi, la fermo un attimo, Ministro, perché a questo punto, per i nostri telespettatori, magari possono capire meglio di cosa stiamo ragionando se andiamo proprio a Trieste a confrontarci. Mandiamo il servizio di Maurizio Menicucci, prego. A 5 anni dall'avvio delle procedure per autorizzare il rigassificatore, il vento per Gas Natural è girato, portando proteste ed esposti contro le amministrazioni locali che, tranne il comune di Muggia, hanno sempre detto sì o ni all'impianto oggi contestato, e svelando dissidi interni come l'accusa di Fabio Cella, funzionario provinciale, ai colleghi della regione di avere falsificato un verbale sfavorevole al progetto. Pochi giorni fa a tagliare la testa al toro spagnolo è stato Corrado Clini, ministro per l'ambiente e triestino di adozione. Clini ha disposto la revisione entro 45 giorni delle valutazioni ambientali concesse nel 2009, un segnale chiaro che ora si fa sul serio, perché c'è un intero dossier tecnico-scientifico a suggerire invece che qualcuno abbia scherzato con il fuoco, anzi con il gas. Avevano previsto un vento massimo a Trieste che non superava, mi pare, i 40 km/h. Adesso quasi tutti si dichiarano contro il rigassificatore, ma nel 2009 erano pochi, e tra questi Adriano Bevilacqua, promotore di un tavolo formato da tecnici italiani, sloveni e croati, che punta il dito sugli errori e sulle omissioni imputabili al progetto e su chi, dagli uffici locali fino ai ministeri dell'economia e dell'ambiente, lo ha valutato. Il tavolo tecnico mette una pietra tombale su questo progetto. Bisogna considerare che sono 3 impianti ad alto rischio, non uno, non quindi semplicemente il rigassificatore, ma c'è un rigassificatore, c'è una turbogas e una cabina di lancio con annesso gasodotto. Quanto all'ambiente, non tutti i rigassificatori inquinano nella stessa misura. Quello di La Spezia, il primo in Italia, ha quasi 40 anni ed è a circuito chiuso. Sacrifica cioè il 2-3% del metano per rigassificare il resto. Quello di Zaule, così come il gemello offshore e quello in funzione da 3 anni al largo di Rovigo Portoviro, è invece a circuito aperto. Riscalda il gas con enormi volumi di acqua che poi restituisce al mare con pesanti effetti sull'ecosistema, perché è più fredda ed è trattata con ipoclorito di sodio come antivegetativo. È un mezzo molto economico attualmente, che però comporta un'altra serie di impatti notevoli sia sull'acqua di mare stessa che viene sterilizzata, sia sull'atmosfera, in quanto si rilasciano grandi quantità di cloro gassoso. Tra i rischi che, secondo il dossier Bevilacqua, le autorità hanno ignorato c'è il cosiddetto effetto domino, uno scenario apocalittico per cui se il rigassificatore dovesse esplodere non potrebbe non coinvolgere quella trentina di grandi depositi della SIOT, l'oleodotto transalpino, che portano in tutta Europa il greggio scaricato dalle petroliere a Trieste. Non è un'ipotesi così remota. Nel 1972 i terroristi di Settembre Nero ci provarono e riuscirono a farne saltare 3. Ma la SIOT solleva altre obiezioni rilanciate dal giornale La Voce di Trieste che potrebbero pesare a Bruxelles. Il rifornimento petrolifero di Austria, Germania e Repubblica Ceca dipende dall'oleodotto transalpino che si troverebbe accanto al rigassificatore, ed il traffico delle navi gasiere impedirebbe quello delle 600 petroliere all'anno che devono arrivare all'oleodotto. Anche la Slovenia teme intralci al porto di Capodistria. L'altro rigassificatore, quello offshore, solleva anche un delicato problema di giurisdizione.
Sono acque internazionali in base al trattato di pace del 1947 e questo non è mai stato modificato nemmeno dal trattato di Osimo. Quindi qualsiasi intervento non potrebbe nemmeno essere autorizzato se preventivamente non si sono informati tutti gli Stati membri ONU. Allo stop di Clini, che riguarda entrambi i rigassificatori, Gas Natural risponde minacciando ritorsioni legali, mentre E.ON per ora tace. Ma nel suo duello con l'aggressiva società iberica, il ministro ha trovato a Trieste due alleati forti e un colpo vincente: l'imprevista impennata delle attività marittime e il progetto di ampliare il porto. Quest'anno abbiamo appunto 110.000 passeggeri, il prossimo anno arriveremo a 165.000 passeggeri sempre con le crociere, c'è uno sviluppo forte con i traghetti importanti e c'è uno sviluppo anche con il discorso dei mega yacht che hanno riscoperto questa città meravigliosa che è Trieste. Quindi noi siamo contrari a uno strumento che ci vada a inficiare anni di lavoro in questo settore economico per Trieste molto importante. Abbiamo recepito tutte le note, le lettere ufficiali di tutti i terminalisti che dicono che l'entrata delle gasiere confliggerebbe con lo sviluppo del traffico marittimo. Molti dei protagonisti del comitato di porto però in precedenza avevano dato parere positivo ai rigassificatori. C'è sempre tempo per rivedere le posizioni alla luce dei nuovi traffici che ci sono, in quanto la competenza sull'ambiente non l'ho potuta affrontare dall'inizio perché il via c'era già stato, anche lì si potrebbe dire tanto. Noi ci limiteremo a dire che le gasiere non sono compatibili col nostro sviluppo. Allora, Ministro, lei prima già ha detto molte cose, insomma, no? Però mi stavo domandando insomma, come sia stato possibile consentire che insomma, si facessero, si sia dato il via libera a un progetto che aveva tante controindicazioni, insomma, con evidenti problemi sotto l'aspetto della sicurezza e dell'impatto ambientale. Prego. Guardi, ho disposto il supplemento di istruttoria anche per fare un po' di chiarezza. Credo che sia stata data un'interpretazione della valutazione di impatto ambientale un po' difforme da quelle che sono le indicazioni della direttiva europea, cioè non è sufficiente analizzare un impianto sulla base delle caratteristiche dell'impianto stesso, bisogna anche capire dove si trova, quali sono gli impatti anche con le altre attività. Non si può semplicemente concludere l'impianto di per sé può essere autorizzato. Voglio dire, un impianto per la produzione di energia solare di per sé non ha impatti ambientali, ma lei lo metterebbe a Piazza San Marco a Venezia? Probabilmente no, perché la valutazione della localizzazione è importante quasi quanto le caratteristiche dell'impianto. Quello che credo che non sia stato fatto nel caso di Trieste è stato questo, di non collegare tra loro le caratteristiche dell'impianto con tutto quello che riguarda il contesto nel quale l'impianto si colloca. E la valutazione di impatto ambientale invece ha esattamente questo obiettivo. La valutazione ambientale strategica poi chiede in particolare di valutare le connessioni della tipologia delle attività che sono sotto esame ambientale con il programma di sviluppo di attività analoghe, per evitare sostanzialmente di sfogliare il carciofo foglia per foglia. E in un'area come quella di Trieste, dove c'è un porto industriale, dove come avete visto ci sono depositi molto importanti, dove c'è un traffico marittimo molto significativo, non si può prendere quell'impianto e immaginare che sia invece in un'altra area dove tutte queste condizioni non esistono. Ecco, senta Ministro, vorrei collegarmi con Venezia, dove c'è Massimo Zennaro, perché perché a Porto Viro, Porto Tolle c'è un impianto di rigassificazione, è stato inaugurato non molto tempo fa, offshore, che ha fatto molto discutere, ci sono state contestazioni, insomma adesso comunque è in funzione. Ci fai il punto, Massimo, tutto a posto, tutto funziona bene?
Beh, sì, qui l'impianto è stato costruito dopo 12 anni di battaglie legali, di contestazioni, a 15 km dalla costa veneta, dalla delta del fiume Po, è alto come un palazzo di 15 piani, lungo 375 metri e largo 115. Questa di Adriatic LNG è l'unica struttura offshore costruita in cemento armato del mondo. Permette la rigassificazione di 8 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno, che sono circa il 10% del fabbisogno italiano. Un'opera strategica, era stato detto il 20 settembre 2008 durante l'inaugurazione della centrale in terraferma a Portoviro. Strategica perché permette al paese di diversificare le fonti di approvvigionamento e di diminuire quindi la dipendenza dai gasdotti che arrivano dalla Russia e dall'Algeria. La provincia di Rovigo, con la sua mega centrale a carbone dell'Enel a Porto Tolle, per l'occasione era anche stata definita a vocazione energetica, quasi fosse essa stessa un terminal per la produzione di energia. Per la verità, da quando il terminale offshore è in funzione non se ne è quasi più sentito parlare, anche se bisogna ricordare che gli ambientalisti del WWF hanno segnalato la presenza di strane schiume su decine di chilometri di costa e chiesto alla magistratura, all'Agenzia per l'Ambiente del Veneto, all'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale di indagare. E noi abbiamo sentito Eddie Boschetti, che è il responsabile del WWF della provincia di Rovigo. A lui abbiamo chiesto che cosa ne pensa dopo 4 anni, quali sono state le ricadute occupazionali e anche il risparmio sulle bollette, perché bisogna ricordare che la Regione Veneto aveva promesso, per far accettare un po' questo mega impianto, aveva promesso ai cittadini delle Polesine consistenti riduzioni sulle bollette proprio del gas. Sentiamo. Nell'inverno del 2011, in gennaio del 2012 in particolare, sono stati visti anche altri fenomeni di schiume ghiacciate su cui abbiamo chiesto degli approfondimenti sia ad ARPAV che ad ISPRA. Voi temete l'effetto del cloro? Noi temiamo l'effetto del cloro perché se dai fenomeni fisici come l'abbassamento, forte abbassamento della temperatura dell'acqua ha un suo effetto sicuramente sull'ecosistema, un altro fattore determinante è anche la presenza di cloro a forti concentrazioni che si bioaccumula anche sugli organismi marini. E in termini occupazionali il rigassificatore che cosa ha portato? Si parla di una ventina circa di posti di lavoro che vengono impiegati per questo. Il gas a buon mercato ce l'avete voi in Polesine? Gas a buon mercato io non me ne sono accorto. Sì, abbiamo sentito, ci sono ricadute occupazionali abbastanza piccole, soprattutto a regime, prima in fase di costruzione, quando c'era il cantiere lavorava molta gente, ricadute d'altro tipo non sembra ce ne siano state. Certo è che questo impianto garantisce in un certo modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Mi sembrano dati molto interessanti. A te? Grazie Massimo Zennaro di questo aggiornamento. Allora Guido Viale, che abbiamo tenuto fino adesso un po' da parte, però ha avuto modo di avere un'ampia panoramica. Insomma, stiamo ragionando di energia. Energia è insomma, il centro dei problemi. Insomma, gli ambientalisti spesse volte sono accusati di essere un po' insomma, retro, tra virgolette, insomma, di non fare, di non lasciare spazio insomma, per delle trivellazioni, rigassificatori, che sarebbero invece la soluzione. Come la vedi la situazione dal tuo punto di vista? Dunque la vedo malissimo. Intanto vorrei far notare che di fronte a quell'impianto di rigassificazione che presenta tutti i problemi che sono stati segnalati c'è una grossissima centrale dell'Enel a carbone che avrebbe dovuto essere convertita a metano e per cui invece hanno cambiato la legge regionale sulle aree protette per garantire la continuazione di questo tipo di generazione elettrica. E in realtà quei gassificatori non servono all'Italia. La strategia energetica nazionale varata dal governo Monti prevede per l'Italia il ruolo di hub del metano per tutta quanta l'Europa. Che cosa vuol dire? Che il metano deve sbarcare in tutti questi rigassificatori, mi pare che siano 8 quelli previsti per l'Italia, per poi essere convogliati verso il resto d'Europa
attraverso tra l'altro quelli che si sono collocati nell'Italia, nella Sicilia o nell'Italia meridionale, attraverso un metanodotto che dovrebbe attraversare completamente l'Appennino, e sono già in atto le opere di scasso del territorio per posare i tubi di questo gasdotto nelle zone più sismiche dell'Italia. Tanto per citarne qualcuna, passa di fianco all'Aquila con tutti i problemi che ha avuto in questo periodo, e poi attraversa l'Emilia Romagna più o meno nel territorio che è stato oggetto del terremoto. Allora, se questa è una politica ambientale, io sono matto, perché è esattamente il contrario di una politica ambientale. È una politica fondata interamente sulla promozione a tutti i livelli della continuazione di un'economia fondata sulle energie fossili, gas, carbone, petrolio, tant'è vero che si vuole andare a scoprire e a trivellare l'Italia per tirar fuori una quantità di petrolio che nella migliore delle ipotesi potrà soddisfare il fabbisogno nazionale per un paio di anni, con un danneggiamento di quelle che sono le risorse principali ambientali e paesaggistiche del Paese, che sono il mare, che sono le zone di grande valore monumentale, come per esempio la zona di Noto, che è oggetto di continue trivellazioni, le isole Tremiti. La scorsa un servizio. Insomma, la sua è una bocciatura totale. Ha sentito Clini, insomma, una bocciatura totale rispetto a quello che ha varato il governo con la famosa SEN, la strategia energetica nazionale. Ma direi che la strategia energetica nazionale non è esattamente quello che ha rappresentato Guido Viale. Intanto la strategia energetica nazionale assume che l'Italia abbia entro 3 anni almeno il 35% di generazione di elettricità da fonti rinnovabili, il che non è poco considerando anche il quadro europeo nel quale noi ci troviamo. Voglio anche dire che le norme che abbiamo introdotto in Italia e che abbiamo confermato con il governo circa la compatibilità ambientale delle attività di esplorazione di giacimenti sul suolo nazionale o in mare e poi eventualmente l'estrazione sono le norme più severe al mondo, contro le quali hanno protestato e continuano a protestare le compagnie petrolifere, e probabilmente questo vale la pena di considerarlo, cioè noi non abbiamo la possibilità di creare un'area off limits, ovviamente per le attività che riguardano l'estrazione e l'utilizzazione di combustibili fossili, ma le cautele che abbiamo introdotto e che abbiamo imposto sono le più severe al mondo. Per quanto riguarda i rigassificatori, quello che va detto è che di base la diversificazione dell'approvvigionamento di gas è un bene per l'Italia, perché porta alla riduzione del costo del gas, che già sta avvenendo, e questo è molto importante anche perché, come tutti sappiamo, il contenuto di carbonio del gas è molto più basso rispetto al contenuto di carbonio ovviamente del carbone, ma anche degli altri combustibili fossili. Quello che però deve essere chiaro è che non è che si può fare un impianto di rigassificazione dove capita, devono essere appunto rispettate in maniera puntuale, quasi ossessiva, le procedure di salvaguardia ambientale. È per questo che oltre ad avere imposto una ulteriore valutazione sui progetti di Trieste, che sono 2, abbiamo anche avviato attraverso l'ISPRA, che è l'agenzia del Ministero dell'Ambiente per la protezione dell'ambiente, le valutazioni su quello che sta avvenendo a Portoviro, cioè nel rigassificatore di fronte a Rovigo, perché è assolutamente evidente che se esistono delle problematiche che erano state considerate prima circa la gestione di quelle attività, in particolare per quanto riguarda l'utilizzazione delle acque del mare, queste devono essere affrontate e risolte con le tecnologie che sono oggi disponibili. Come si ricordava prima, alla Spezia questa problematica per esempio non si è mai presentata. Bene. Grazie Ministro. So che lei saluto, purtroppo devo andare via, complimenti per il vostro lavoro. Grazie a lei Ministro e buon lavoro.